Monta in rete nelle piazze lo scontro sociale tra vaccinati e Novax. Se sulle prime era solo a colpi di sfottò, senza repliche da parte di chi sostiene l'importanza della campagna vaccinale, ora per i più attenti alla rete la tensione si è inasprita. Sono rari i messaggi di tolleranza da ambo le parti. Anche nelle piazze crescono le manifestazioni contro quello che viene definito un sistema dittatoriale. C'è chi scomoda addirittura la Shoah o accosta svastiche all'immagine dei vaccini. Gesti a cui risponde indignata Liliana Segre: il paragone vaccini-Shoah è pura ignoranza. Ogni gruppo sociale davanti a un pericolo come può essere una pandemia cerca di avere delle risposte che la rassicurino. E allora succede che appunto la scienza ci sta dando una risposta chiara su cui ci sono oggettive evidenze di efficacia come i vaccini, ma spesso questa ansia che anima i gruppi sociali trova appunto delle vie di rappresentazione per cui il vaccino, riprendendo alcune vecchie credenze che c'erano, può rappresentare una fonte di rischio, di sfiducia verso il decisore politico, le autorità o le istituzioni. È un antico tema quello nelle emergenze della sfiducia verso le istituzioni, e questo appunto ha assunto la forma di movimenti che oggi possiamo definire Novax o Bovax, come qualcuno li definisce, davanti a cui l'esitazione vaccinale assume una serie di forme che, esasperate da una serie di chiusure, di difficoltà, di crisi sociali, assumono anche delle forme molto vivaci, in alcuni casi anche piuttosto aggressive, sulla pubblica piazza. Ma questa forte divergenza d'opinione sul tema potrà trasformarsi in una rottura vera e propria per la nostra società? Porterà uno scontro fisico di piazza? Il concetto di fondo è che a livello sociale dobbiamo uscire dalla logica dello scontro, da un lato della libertà e dall'altro della salute. Nel momento in cui andiamo a occuparci di una pandemia, in cui il concetto di salute e la salute di ciascuno diventa legato alla salute collettiva, abbiamo bisogno di iniziare a ragionare come uno sport di squadra, in cui tutti devono correre e fare la propria parte. Abbiamo appena avuto gli europei, ci possiamo immaginare una squadra in cui solo 7-8 giocatori su 11 corrono, mentre gli altri 2 o 3 ritengono di non dover correre o coordinarsi con gli altri. Questo chiaramente va a creare una squadra che rischia seriamente di perdere contro l'avversario, anche se i 7-8 giocano bene. Allora, ogni emergenza è uno sport di squadra, questo è il concetto fondamentale, e il concetto sovraordinato di responsabilità deve prendere il posto, responsabilità collettiva deve prendere il posto di quello della libertà individuale di fare quello che si vuole, indipendentemente dalle conseguenze che si ha sugli altri.